Allora, stiamo parlando di riforma di un settore importante e anche strategico. Allora, da un lato parlavamo del discorso del servizio civile e questo può essere uno stimolo importantissimo, uomini, donne, a prescindere da una certa età, fare un annetto di esperienza, quanto è previsto circa. Sì, la proposta di legge prevede dagli 8 ai 12 mesi. E Ecco, questo potrebbe essere importante di certo. stimolo. Poi, che cos'altro hai visto Un altro di aspetto di importante? sostanza strategico che io reputo assolutamente fondamentale e soprattutto è fondamentale per le organizzazioni di volontariato che occupano un posto, si danno da fare nel settore sociosanitario, è la risottolineatura forte della sussidiarietà sia verticale che orizzontale. Eh, Cosa semplicizziamo per chi non sì, ha detto i lavori? molto semplicemente la sussidiarietà afferma a livello verticale che gli organismi delle declinazioni dello Stato più vicini ai cittadini hanno più titolarità per dare delle risposte. Strutturalmente una volta veniva definito cosa era di competenza delle regioni e dei comuni e poi tutto il resto era in capo allo Certo. Stato, quindi la gran parte era in capo allo Stato. Oggi invece viene definito cos'è in capo allo Stato e tutto il resto si dice più vicino è l'istituzione più è titolata a dare risposte in questo senso. L'altro aspetto molto disatteso oggi è il tema della sussidiarietà orizzontale che prevede anche un cambiamento di prospettiva nell'erogazione del welfare. Siamo passati storicamente a un welfare state, un welfare statale in cui lo Stato dava tutte le risposte per il benessere della popolazione, c'era il vecchio sistema capitalista come Certo, struttura sì, per sì, cui le sì. aziende davano lavoro, facevano anche qualche danno ambientale e sociale, pagavano i soldi allo Stato e lo Stato recuperava questi danni e appianava facendo tutto Certo, sì. l'assistenzialismo. Oggi l'idea che prevale è quella del welfare societario, in cui appunto ci sono, oltre allo Stato, c'è anche il terzo settore che è corresponsabile nei processi di benessere. Corresponsabile vuol dire che può intervenire però anche nelle fasi? Questa è una bellissima osservazione che è centrale. La tendenza di alcune organizzazioni e declinazioni dello Stato è chiedere al volontariato di essere solo erogatori di servizi. Invece la norma e anche le richieste, gli approfondimenti a livello accademico e universitario prevedano invece un ruolo ben diverso, l'intervento nelle diverse fasi, dalla raccolta dei bisogni all'individuazione delle strategie, alla progettazione, all'erogazione dei servizi, al monitoraggio delle politiche sociali, alla verifica. Questo è il vero passaggio, arrivare a un welfare che sia partecipativo, come dice il testo della proposta, e che sia un welfare in cui vi è una vera integrazione nel rispetto chiaramente dei ruoli, perché il volontariato non si sostituisce ai comuni, alla regione, ma li integra, e vi è una vera integrazione tra i vari attori. E quindi questo è il passaggio difficile che anche oggi proviamo con difficoltà nei nostri territori, abbiamo esperienze più positive e esperienze un po' meno positive di rapporto di pari dignità tra appunto le istituzioni locali e il volontariato. Qual è il limite che lei riscontra in questo rapporto di intromissione, diciamo, come viene vissuta dall'altra parte? Perché poi sappiamo che gli sistemi istituzionali sono ben Sì. incardinati. Allora, io parto prima di tutto da un limite nostro del volontariato, faccio un po' di Sì, autocritica sì, perché sì, no, ma sennò infatti è dopo... corretto. Il primo limite è che il volontariato delle volte sia limitato a fare il volontariato e non a essere volontari. La differenza sta nell'essere capaci di avere una prospettiva, di sentirsi parte di un sistema, di non fare una piccola azione di tampone, ma di capire in che processo si è inseriti, in che filiera dei servizi si è inseriti, qual è il cambiamento. Il volontariato che sa fare questo può diventare corresponsabile nel governo del territorio. Il volontariato che fa solo e non pensa non può assurgere a Ma c'è questo. margine. C'è margine, c'è margine. Penso che ci sia uno sviluppo sempre più importante, quello che è lo stimolo che stiamo spingendo da anni e che sta dando qualche risultato ad avere un ruolo politico di rappresentanza che trova anche dei riscontri ad alcuni livelli con le istituzioni. Quindi state cercando una figura politica di rappresentanza o la volete creare voi?
No, no, stiamo cercando di dare basi solide a questo ruolo di rappresentanza politica del volontariato. Non sono dei risultati che si possono dire acquisiti per sempre, sono dei risultati che vanno mantenuti, manutenuti, fatta manutenzione, nel senso che il volontariato deve avere delle basi solide, deve avere delle competenze solide, deve avere una capacità di rappresentare dei bisogni che proprio perché provengono dal volontariato acquisiscono la credibilità dal fatto che non sono colorati di un'ideologia, ma sono colorati dalla spinta verso il bene comune. E allora questo c'è, per esempio i piani di zona sono degli strumenti che la Regione ha predisposto da alcuni anni per il governo delle politiche sociali nel territorio. Sapete che le politiche sociali non sono erogate totalmente dai comuni, anzi solo in piccola parte, per grossa parte sono erogati tramite dei progetti, dei programmi pluriennali e sono delegati per fare economia di sistema, di idee, alle aziende sociosanitarie. E assieme a queste i comuni, il volontariato organizzano le politiche sociali nel territorio. Questi erano degli spazi straordinari in cui mettere assieme risorse, idealità, capacità organizzative. Purtroppo negli ultimi anni questo strumento si è un po' svuotato, non essendoci più una capacità finanziaria per mettere a frutto i progetti e le idealità, il terreno è andato un po' disertato. È andato un po' disertato da alcune parti del terzo settore, ma forse la cosa più grave è che è andato disertato dai rappresentanti delle amministrazioni comunali, che molto spesso non partecipano senza avere delle basi e delle competenze ben approfondite e non hanno coscienza della centralità di questo settore. Un altro aspetto che è comunque legato a questa forma di ristrutturazione un po' è anche la sua presenza, lo si diceva anche fuori onda, lei è giovane. Sì. Sì. Che poi dovrebbe anche essere così, perché da una parte gli anziani sono una risorsa straordinaria e io lo ripeto sempre in varie circostanze, chi ha la possibilità, chi ormai è in pensione, piuttosto che stare a casa, con tutto il rispetto per l'uncinetto, per la partita a carte, però dedicare qualche ora del proprio tempo libero, tiene attivi, fa benissimo ed è importantissimo per la persona e anche per gli altri. Però anche i giovani danno quell'apporto che altrimenti restiamo stanti, cioè le associazioni di volontariato restano lì, latenti, ci sono questi meccanismi logori, vecchi che non vanno avanti, quindi è importante anche figure competenti, giovani, pieni di energie, di idee, che anche possano dare un apporto ulteriore, renderlo appetibile come settore, perché è importante proprio anche l'appetibilità, bisogna essere sempre in un contesto di marketing, no, di tutti gli ambiti. Certo. E quanto spazio c'è per i giovani per poter avere anche soddisfazione in questo, secondo lei che ci ha investito direttamente? Allora, è uno spazio particolare, è indubbio che per fare volontariato ci vogliono delle condizioni peculiari. Io penso che il tempo da dedicare è importante se si vuole assumere un ruolo. Io chiaramente non lo faccio come lavoro, la mia professione e qui appunto cerco di ritagliarmi degli spazi per fare questo tipo di attività. È indubbio che il mondo del volontariato ha un'età media piuttosto elevata e i passaggi verso persone che guidano, verso giovani che guidano e verso donne che guidano sono dei passaggi delicati non ancora assodati. Parlo anche del mondo femminile perché sapete nel mondo del volontariato è altissima l'intensità e il numero di donne impegnate, però se andiamo a guardare le liste dei presidenti delle varie associazioni sono ad appannaggio del mondo maschile. Come giovani io probabilmente sono il presidente di CSV più giovane d'Italia. Quando sono stato eletto, quanti anni ha? Io adesso ne ho 37, ne avevo 35 quando sono stato... Stiamo già parlando di... Sì, non sono un ragazzo, sono un padre di famiglia, ho tutta la mia... però Però qualcuno giovane, guardava con... In Italia è giovane, sì, giovanissimo. Sì. Qualcuno guardava un po' con soggezione a questo cambiamento. Io penso che oggi anche in Italia una delle altre sfide è quella di creare un'alleanza tra le varie generazioni. Io penso che l'anno scorso era l'anno europeo della solidarietà tra le generazioni. C'è un rischio oggi sociale rilevante che vi sia una sorta di guerra ideologica, una guerra di posizioni
più o meno conclamate tra le diverse generazioni. Ognuno rinfaccia all'altra generazione qualcosa, di aver rubato il futuro, di non... Beh, ma lì è un problema di chi ci governa, attenzione, ci vuol dire stare che vogliono fare la guerra dei poveri, perché è più Certo. comodo incolpare terzi e vivere nel proprio harem felice, Sì. piuttosto che assumersi responsabilità e sistemare le cose. Dopo, se uno vuole cogliere questi messaggi e ne faccia tesoro, se uno vuole farsi prendere dalla foga dove ti vogliono trascinare, è un altro discorso, perché realisticamente è assurdo, cioè è paradossale quello che hanno rubato, ma non i vecchi, tra virgolette, gli anziani, ai giovani, ma quello di chi governa ha rubato alle Certo, giovani certo. generazioni, in un'ottica miope, non certo chi aveva fatto un rapporto, dico io, un rapporto contrattuale di vita, di lavoro con uno Stato e è arrivato a un certo termine. Quando invece ti cambiano continuamente le carte in tavola, tu non puoi più fare nessun tipo di rapporto, ti arrabbi con chi ti sta vicino, che può essere anche l'extracomunitario della situazione, perché diventa anche lui chi Sì, ti sì. porta via una prospettiva di futuro. Ma Sì, sì, è indubbio. è la guerra dei poveri. È la guerra dei poveri, ma Cioè, il ruolo del volontariato, sia a livello operativo che a livello dovrebbe essere di... quello di appanare, Sì. di integrare, di creare. Noi ci sentiamo di avere il ruolo, con tutte le fatiche e tutte anche delle volte le arrabbiature che comunque abbiamo anche noi, vogliamo assumere il ruolo di essere dei tessitori, delle persone che rattoppano, ricuciono il passaggio tra il prima e il dopo. Il riferimento giusto che è stato fatto poc'anzi era il non pensare al dopo. Noi come corpo sociale, come Italia, come comunità, come famiglie, come persone, non nasciamo dal nulla e non finiamo nel nulla. Abbiamo un senso se siamo in una continuità di processo, quindi la nostra storia di italiani è questa, la nostra storia di veneti è questa, con le bellezze e con tutte le difficoltà che abbiamo, però abbiamo il dovere oggi di pensare a essere il trade union tra il prima e il dopo. Abbiamo la necessità di ridare per esempio a questi nostri giovani una speranza, una possibilità per il futuro, un credere che loro possono svolgere un ruolo in Italia e non devono scappare dall'Italia per avere un futuro. In protezione civile comunale ci vedono come quelli che fanno servizi alle sagre e i giovani preferiscono divertirsi piuttosto di venire a fare volontariato. E questo è un po' emblematico del fatto, un po' della forma mentis. Sì, io penso che è indubbio questa frase, l'ho sentita dire spesso, insomma, sia da amici della protezione civile sia da altre organizzazioni. È indubbio che o non ci capiscono o non ci facciamo capire. Allora, su questo specifico settore abbiamo però da rimboccarci le maniche. Ogni volta che incontriamo qualcuno a qualche manifestazione, a qualche occasione, dobbiamo, oltre che svolgere il servizio, comunicare l'importanza di questo servizio. E questo è quello che ognuno di noi cittadini può e deve fare. Poi a livello di volontariato, di governance, di dirigenze, abbiamo il dovere invece di fare una funzione culturale. Per esempio l'intervento nelle scuole per far capire cos'è la solidarietà, quanto è importante, quanto è necessario che diventi una prospettiva di vita e non un fatto estemporaneo, sono impegni che ogni dirigente di associazione non può tralasciare. Ecco, questo è importantissimo. Pubblicità, poi torniamo con voi tra poco.